magari per andare a fare qualche acquisto in vista del Natale. Stamattina i dati che ci ha fornito il professor Rosina hanno disegnato un quadro particolarmente preoccupante da far tremare i polsi. Eravamo partiti pensando che quella che arriva, la grande marea degli anziani, potesse essere un'onda lunga. Ci ha significato attraverso i suoi numeri che è uno tsunami. Ce n'è un altro che sta già investendo la sanità e riguarda il personale. Già ieri il dottor Costa della Regione ci ha profilato un margine di confine allarmante, perché a suo dire nei prossimi anni si rischia di non riuscire ad avere il personale infermieristico nemmeno per tenere aperte le strutture ospedaliere che oggi sono attive nella nostra regione. Del resto in Italia il rapporto infermieri abitanti è di 5,5 infermieri per 1000 abitanti ed è uno dei più bassi d'Europa. La media in Europa è 9,7. La situazione degli OS, degli operatori sociosanitari, è in qualche modo ancora peggiore. Migliorerà invece nei prossimi anni i numeri che riguardano i medici. Il reclutamento di nuovi giovani per le professioni infermieristiche non sta andando bene, anzi sta andando pesantemente male. I giovani non sono attratti per motivi diversi, c'è la complicità degli orari, dei turni, dei sabati e delle domeniche che spesso sono lavorativi, e non è che lo stipendio sia un elemento di attrattività. E quindi come fare? Dove andare ad investire? Quale strada percorrere? Quella della immigrazione controllata, già in parte seguita soprattutto dalle RSA. Di questo e di altro discuteranno insieme con la collega Maria Elena Bonaccini, il presidente nazionale del NURSIND Andrea Bottega, Giacomo Canova in rappresentanza della FNOPI, la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, e Massimiliano Zaramella, qui come medico e past president di Obiettivo Ippocrate. Abbiamo le sedie cardinalizie che quindi vi danno anche vi investono di una responsabilità particolare. Alla fine potete anche benedirci da qua direttamente. Noi intanto scendiamo e vi ascoltiamo. Buon lavoro Maria Elena. Grazie Luca. Luca ha già presentato i nostri ospiti e anche introdotto in maniera perfetta il tema. Difficoltà per le professioni sanitarie, l'ha già detto. Medici ce ne sono, ma non ci sono alcune figure, mentre appunto infermieri ne abbiamo veramente pochi ed è una situazione critica. Dottor Zaramella, lei mi diceva che la parola chiave nelle difficoltà della professione medica è distanza. Cosa intende? Sì, buonasera a tutte e a tutti intanto. Sì, è un problema che riguarda tutte le professioni sanitarie, non solo i medici, perché per me il cuore centrale è il termine distanza e per certi aspetti anche solitudine, il fatto che ormai le professioni sanitarie si sentono in certi ambiti abbandonate, perché c'è innanzitutto una grande distanza tra quello che immaginavamo la nostra professione nel momento in cui l'abbiamo scelto e la realtà in cui ci troviamo a lavorare. Tenete presente che la crisi delle professioni sanitarie è una crisi che in qualche modo va a colpire tutte le professioni di aiuto in generale, quindi medici, infermieri, psicologi, operatori sociosanitari, ma io ci metto ad esempio anche gli insegnanti. Cioè tutte quelle categorie, tutti quei lavori che avevano un ruolo sociale di aiuto e che nella scelta
nel momento in cui si arrivava a scegliere una certa professione, c'era una volontà comunque intrinseca di aiutare il prossimo. La sanità attuale ci mette in grossa difficoltà perché ormai la sanità è diventata una sanità dei numeri, non è una sanità delle persone. Siamo davanti a una disumanizzazione delle professioni sanitarie, quindi ci sentiamo, come dire, dei prestatori d'opera, dei prestatori di prestazioni, e questo sicuramente è un grosso problema. E percepiamo, tenete presente, guarda, vi faccio un esempio: secondo voi il medico di pronto soccorso che si trova a gestire un paziente che deve tenere lì magari ore e ore e ore e poi ha la difficoltà di trovargli un posto letto, allora è facile percepire le difficoltà e il disagio del paziente e dei suoi familiari, ma secondo voi lo stato d'animo di un medico, di un infermiere che lavora magari in un pronto soccorso, che non riesce a dare una risposta che vorrebbe dare, qual è? Quindi sicuramente c'è un allontanamento dalla professione. E questa situazione in qualche modo si trasforma anche in una conflittualità sia con i pazienti che con i familiari, quindi un allontanamento anche delle professioni sanitarie dai pazienti e dai loro familiari, quindi anche in questo senso c'è distanza. E poi, se permettete, percepiamo una grandissima distanza con la politica. La politica prima del Covid si occupava in maniera marginale della sanità. Dopo il Covid ha cominciato ad occuparsene perché si è trovata costretta, però le risposte che attualmente propone sono insufficienti. Ieri è stata depositata, c'è stata la notizia che la Corte Costituzionale ha deposto una sentenza che secondo me oggi dovrebbe essere su tutte le prime pagine dei giornali e aprire tutti i telegiornali. Ha detto che in un contesto di risorse scarse, per far fronte a esigenze di contenimento della spesa pubblica dettate da vincoli europei anche, devono essere prioritariamente ridotte le altre spese indistinte rispetto a quella che si connota come funzione a garantire il fondamento diritto alla salute di cui è l'articolo 32 della Costituzione. E ha dichiarato non fondate delle questioni anche riguardanti la legge di bilancio del 2024 riguardo alle spese relative a diritti sociali, politiche sociali, famiglie e tutela della salute. Io non so, più di questo non so cosa aspettiamo. Chiarissimo. Ecco, è una questione che si lega anche al problema della mancanza degli infermieri. Dottor Bottega, ce ne sarà sempre più bisogno, però è una professione che non attira. Perché? Sì, è vero, nel senso che se noi ci poniamo una domanda, e penso sia anche il caso proprio di questo evento, di cosa hanno bisogno i nostri cittadini? I nostri cittadini, l'abbiamo visto dai dati che in questi 2 giorni sono stati snocciolati, hanno bisogno di assistenza, perché la popolazione diventa sempre più anziana e c'è sempre più bisogno di assistenza. Però dall'altra parte, come ha detto lei, abbiamo la scarsità di risorse. I dati ce li ha dati ieri per quanto riguarda la Regione Veneto il dottor Costa. È un problema di carattere mondiale, il problema della carenza di infermieri, soprattutto ne mancano nei paesi più poveri, perché su 30 milioni di infermieri che ci sono al mondo, il 5,3 milioni mancano nei paesi più poveri. E noi cosa facciamo? Andiamo a prenderli da questi paesi nel momento in cui le malattie non hanno confini? È notizia di questi giorni che c'è un problema in Congo, che c'è una sorta di influenza di cui non si capisce bene l'origine e lo sviluppo, che potrebbe anche interessare i paesi dell'Occidente. L'esperienza del Covid ci ha insegnato. Sì, e c'è anche un aspetto etico, chiaramente, nell'andare a prendere infermieri. Di privare quelle nazioni di personale infermieristico. Perché c'è una crisi di questo personale, in genere il personale d'aiuto? Perché c'è un problema di attrattività. Attrattività da noi sotto 2 aspetti. Uno, attrattività della professione, e inutile nasconderlo, è un problema di carattere economico, perché se c'è una migrazione di infermieri dai paesi più poveri ai paesi più ricchi, vuol dire che è una questione di carattere economico, perché qui
qui nel senso che nei paesi occidentali si guadagna di più che nei paesi dove vivono queste persone. E la stessa cosa succede per noi, cioè gli infermieri italiani che prendono poco vanno nei paesi, migrano nei paesi dove gli stipendi sono più alti. Ricordiamo che l'Italia ha il 20% in meno, gli stipendi degli infermieri italiani sono il 20% più bassi rispetto alla media europea. L'altro aspetto è legato al carico di lavoro e alla valorizzazione della professione. Sarebbe importante poter esprimere tutta la potenzialità delle professioni sanitarie non mediche, perché questo ci consentirebbe in qualche modo di dare una maggiore autonomia, un maggiore valore sociale a questa professione e nello stesso tempo, come è emerso in queste 2 giornate, lavorare in modo integrato, ciascuno dando il massimo di quello che può dare, potremo dare di più e anche in tempi più brevi. Quindi c'è un problema legato allo sviluppo e all'autonomia delle professioni infermieristiche, ma in genere delle professioni sanitarie non mediche. L'altro problema di attrattività è il problema di attrattività del Servizio Sanitario Nazionale. Noi abbiamo anche il problema delle cosiddette dimissioni precoci. Il dottor Costa ieri ha detto che il 50% delle dimissioni che abbiamo sono di personale che non ha ancora raggiunto l'età pensionabile. E quindi vanno alla ricerca o di una maggiore flessibilità per conciliare i tempi di vita e lavoro o sempre una maggiore entrata dal punto di vista economico, quindi maggiori stipendi. Ecco, questo pone il problema della crisi della professione, quindi sostanzialmente sotto questi 2 aspetti. Ecco, Canova, quando ci siamo sentiti l'altro giorno era ad accogliere le matricole al corso di laurea proprio in professioni infermieristiche. Come stanno andando le immatricolazioni e anche come si invogliano i giovani? Sì, ci siamo sentiti, avevo appena finito una cerimonia di accoglienza dei nuovi iscritti ai corsi di laurea che purtroppo da qualche anno lasciano le sedie vuote nelle nostre sedi universitarie. Abbiamo vissuto un'inversione del trend, nel senso che fino a qualche anno fa c'erano 1,6 candidati per posto, adesso infermieristica ha 1 candidato per posto in Italia, quindi significa che una domanda uguale un posto, e qui in Veneto insomma abbiamo 643 domande su 954 posti messi a bando a Verona con l'Università di Verona e 815 su 1100 per quanto riguarda l'Università degli Studi di Padova. Come si riempiono questi buchi? Allora, questi buchi vanno riempiti a monte, a mio modo di vedere le azioni devono essere da parte di tutti, da parte nostra, da parte degli ordini, interloquendo con quelli che sono gli organi politici e soprattutto per andare a cercare, ad esempio, so che c'è in corso un'interlocuzione col governo, al sud Italia c'è invece un esubero di candidati, insomma c'è la possibilità che questi candidati vengano accolti nelle nostre aule del Veneto, comunque dei nord Italia dove ci sono posti disponibili. Qui va fatta un'interlocuzione anche con quelle che sono le realtà di politica locale, con i sindaci, perché poi questi ragazzi che si iscrivono hanno necessità di un alloggio, hanno necessità insomma di trasporti, hanno tutta quella che è la necessità di una popolazione che migra al di fuori insomma di quella che è la realtà locale. Non lo nego e l'ho accennato il collega, l'attrattività segue anche un profilo economico, nel senso che chiaramente i dati sono sotto gli occhi di tutti, 22-24% è lo stipendio inferiore, per chi lavora nelle long term care ha uno stipendio del 10-12% inferiore rispetto ai colleghi che lavorano nell'ambito ospedaliero. Siccome il contesto che ci ospita oggi parla appunto di terza età, insomma capiamo come la difficoltà sia quella di trattenere infermieri all'interno di questi contesti. E poi c'è un altro problema, che non è solo l'attrattività prima del corso di laurea, è anche l'attrattività durante la professione. Metà dei professionisti a un'età media di 37,5 anni cessano di prestare servizio all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Sono professionisti nel pieno della loro carriera, 37 anni e mezzo, che danno le dimissioni e sono quasi pari a quelli dei professionisti che vanno in quiescenza, quindi che vanno in pensione.
In questo va dato atto alla Regione Veneto di aver fatto una opera lungimirante con l'approvazione del piano regionale, che penso sia stato presentato brillantemente ieri dal dottor Costa. Abbiamo qui in sala l'assessore Lanzarin. È un esempio che va seguito, deve essere seguito da parte di tutte le realtà, ci deve essere un'interlocuzione anche a livello nazionale, perché ok risolvere il problema qui in Veneto, ma solamente qui in Veneto rischiamo nei prossimi anni di perdere quasi 3.000 unità infermieristiche. Io ricordo che 3.000 unità infermieristiche in meno sono 5 ospedali SPOC. Sono 5 ospedali che in Veneto nel 2029, che è dopodomani, rischiano di chiudere perché non ci sono infermieri. Ecco che quindi bisogna agire subito. E poi mi avvio alla conclusione, nota che qui nel Vicentino mi inorgoglisce, avrò presenza come Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza, assieme all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Belluno, a essere presente a un tavolo di lavoro assieme alle università e a tutti i dirigenti delle aziende sociosanitarie del Veneto, per cercare di trovare delle strategie per aumentare l'attrattività dei nostri corsi di laurea. Ecco, secondo giro vi chiedo di essere molto brevi perché il tempo è tiranno. Dottor Zaramella, voi appunto non avete problemi di numeri, ma soprattutto le professioni più vicine alla gente, più in prima linea, penso ai pronto soccorsi, penso ai medici di famiglia, invece attirano poco. Come si affronta questo problema? Ma guardi, secondo me in realtà il problema è identico, cioè avere personale sanitario che non vuole fare una professione o non avere i numeri di una professione cambia poco, il problema è l'attrattività della professione. Tenete presente questo, la crisi della sanità è uguale a crisi del personale sanitario. Se noi non risolviamo il problema del personale sanitario, il problema sanità, la crisi della sanità non si risolve. È il primo passo. Noi possiamo parlare di intelligenza artificiale, possiamo parlare di PNR, possiamo parlare di tutto quello che volete. Se non risolviamo il problema del personale sanitario in tempi rapidissimi, il resto purtroppo sono parole che non porteranno soluzioni e purtroppo il grande costo di questo pericolo lo pagherà proprio la terza età. Quindi se vogliamo dare risposte bisogna risolvere il problema dell'attrattività delle professioni sanitarie. Rubo 10 secondi, siccome questo evento, ringrazio chi l'ha organizzato, è di estrema importanza e ci sono dei rappresentanti istituzionali e politici di tutti i livelli, io vi lancio questa proposta. Prevedete l'istituzione a livello nazionale di un ministero per la terza età e a livello regionale e delle varie amministrazioni di assessorati, perché ormai è un tema che merita un ministero e degli assessorati dedicati. Ecco, nominavo le professioni in prima linea, uno dei problemi Canova è anche la sicurezza, perché durante il Covid medici, infermieri erano eroi, adesso non passa giorno senza che si senta di un'aggressione e va già bene quando sono verbali, perché spesso non lo sono. Come si contrasta questo? Cosa chiedete anche magari per fare fronte a una situazione del genere? Ma guardi, io uso questa espressione, che le mani che ci applaudivano dai balconi durante gli eventi pandemici, in cui la nostra società ha forse riscoperto l'importanza delle professioni di cura, sono le stesse mani che oggi ci vengono alzate contro. Se andiamo avanti così, a fine anno in Veneto supereremo le 2.500 episodi di aggressioni. Nel 2020 erano 220. Quindi capite bene come il trend è esponenziale e sono di recente insomma le notizie di cronaca per quanto riguarda l'ambito di femminicidi. Il 62% è fatto di queste aggressioni, il 67% coinvolge il personale femminile, sono donne che subiscono queste aggressioni. Per affrontare il tema delle aggressioni è necessario affrontare un altro tema, ed è quello della nostra società. Stiamo andando incontro a una società che è sempre più portata all'esacerbazione della violenza
E in questo plaudo all'iniziativa del governo con la legge 137 che prevede l'arresto indifferita di chi opera azioni di violenza sia nei confronti del personale sanitario sia di danneggiamento ai locali sanitari, ma non basta. Serve una riscoperta di quella che è la cultura della cura e del rispetto di chi cura. E chiudo dicendo che gli infermieri, ma penso di poter parlare anche per i colleghi medici e per tutto il personale sanitario, devono essere difesi. E devono essere difesi dalle istituzioni, devono essere difesi dal personale preposto, perché ok i corsi di difesa personale, però io non posso tollerare che debba difendermi io in prima persona. Ci deve essere qualcuno presente nei luoghi in cui le aggressioni sono maggiori, contesti di pronto soccorso in primis, deve esserci qualcuno che sia lì a tutela della sicurezza dei sanitari. Garantire cure in sicurezza significa garantire cure di qualità. Se noi ci dimentichiamo di mettere al sicuro i nostri professionisti, ecco che non eroghiamo cure sicure per i nostri cittadini. Ecco, Bottega, il dottor Zaramella ha già dato qualche input alle istituzioni. Che cosa si può fare appunto per non trovarci poi fra 10-20 anni senza personale sanitario? È solo una questione economica, quindi basterebbe, come ha fatto l'Albania, raddoppiare gli stipendi agli infermieri? Ci sono altri provvedimenti che possono essere utili? Sicuramente il primo è, come abbiamo visto, di fatto aumentare gli stipendi fa sì che poi le persone non migrano e quindi rientrino nei paesi. Da questo punto di vista si può fare qualcos'altro oltre a migliorare gli stipendi? Io penso di sì. Anzitutto lavorare su un provvedimento di carattere ordinamentale che vada a riscrivere le regole dell'esercizio professionale. Noi non possiamo affrontare le sfide della sanità futura con le regole dell'esercizio professionale dello scorso secolo. Quindi dobbiamo rivedere quali sono le potenzialità all'interno di ciascuna delle professioni sanitarie e farle esplodere, ampliarle il più possibile. Ultima cosa, perché vedo che il tempo sta per finire, noi abbiamo lanciato una proposta. Ieri il dottor Costa nella sua relazione ha detto: questo è quello che il Veneto sta facendo per affrontare l'emergenza infermieristica, la carenza del personale infermieristico e operatori di supporto. Però lo sta facendo il Veneto. Qui il problema è a livello nazionale. Allora perché non si istituisce un commissario straordinario per affrontare la carenza del personale infermieristico? Abbiamo il commissario per il granchio blu, tutto rispetto per il problema che ci sta causando il granchio blu, ma se quello che risulta da queste 2 giornate è che è a rischio la soddisfazione dei bisogni di salute dei nostri cittadini, perché non c'è qualcuno che ci mette la testa? Faccio presente una cosa sola: al Ministero della Salute non c'è un dirigente dipendente che sia infermiere. Metà della sanità è retta dal personale infermieristico. Nel Ministero della Salute italiano non c'è un dirigente infermieristico. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Penso che di spunti ne siano stati dati tanti, che le istituzioni qualche suggerimento l'abbiano ricevuto, quindi ringrazio Massimiliano Zaramella, medico e già presidente di Obiettivo Ippocrate, Giacomo Canova, neopresidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Vicenza, e Andrea Bottega, segretario nazionale NUORSIND, per questa interessante chiacchierata, e speriamo magari di ritrovarci fra non moltissimo tempo a descrivere una situazione diversa. Grazie. Grazie.